Settima giornata di ritorno nel campionato di Serie B femminile. Il Padova scende sul campo del Foligno, fanalino di coda che finora non ha vinto nemmeno una partita, nemmeno un pareggio, ultimo a quota 0 punti il Foligno. Sembrerebbero 3 punti facili per il Padova, che reduce anche dal grande successo casalingo 2-1 contro il Perugia. Padova che però fatica un po' nel primo tempo su un campo anche ridotto quasi ai limiti dell'impraticabilità, non riesce a segnare il primo tempo, ci va vicina a Claudia Ferrato, poi però nel secondo tempo si scatenano le biancoscudate con il primo gol in Serie B della giovanissima Margherita Giubilato, servita da una scivolata di Claudia Ferrato. Sblocca il risultato Margherita Giubilato al nono, e allora ed è qui che si scatena tutta la potenza offensiva delle biancoscudate. Dopo 4 minuti arriva il raddoppio di Marta Michelon sugli sviluppi di un calcio d'angolo, riesce a sfruttare questo pallone prolungato dalla difesa del Foligno sul secondo palo e segnare il 2-0. Praticamente non c'è più partita, il Padova dilaga negli spazi lasciati dal Foligno e segna dopo la respinta del palo il suo primo gol anche un'altra giovanissima, Arianna Catuzzo, che fissa il punteggio sul 3-0 al 28esimo minuto del secondo tempo. Si era quasi rassegnata la Catuzzo che il pallone finisse sul palo, invece poi è stata Resta a ribadire in rete il suo primo tiro. Ancora Padova con questa discesa sulla destra di Dal Pozzolo, che serve un assist al bacio per bomber Claudia Ferrato, che riesce così a segnare il 4-0, travolgente la discesa del capitano biancoscudato per Ferrato, che segna il suo primo gol dell'incontro. Poi ancora Padova con Mazzuccato che vede nello spazio Margherita Giubilato, che dopo il primo gol in B trova anche il secondo e la sua doppietta. Margherita Giubilato fresca di convocazione con la nazionale under 16 italiana, grande orgoglio questo per il calcio Padova femminile. Poi arriva la botta di Rossella D'Antonio e siamo sul 6-0, che gol questo dalla distanza da più di 25 metri, il gol del 6-0 di Rossella D'Antonio. Inizia anche a diluviare su Foligno, ma non si ferma il Padova, che trova anche il 7-0. C'è quest'assist di Giubilato per Marta Michelon, che trova anche lei la sua doppietta. Finisce quindi 7-0 per il Padova, che dopo aver stentato per quasi un'ora, dopo aver sbloccato il risultato, non si è più fermata. 7-0 il risultato per le biancoscudate, che adesso sono al 6° posto in classifica, ma soltanto a -2 dal 3° posto. La settimana prossima ospiteranno la Jesina capolista.